comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a Forza Napoli. Allora, raga, io sento troppe cose che mi fanno saltare i nervi. Allora, fin quando si vuol parlare di calcio, vabbè, c'è la crisi del Napoli, si è rotto il giocattolo, vabbè, parliamo di questo, parliamo che De Laurentiis c'ha i suoi difetti, parliamo che la squadra c'ha i suoi difetti, ma poi dopo, quando andate a toccare la mia terra, no, qua intervengo io in qualità di uno dei tanti che difende la sua terra. Eh sì, si fa proprio ammazzare per la sua terra, perché poi sentendo dire e leggere pure determinate cose che Napoli è invivibile, una domanda mi sorge spontanea: ma voi ci siete mai venuti a Napoli? No, è sempre stato un successo questo. Qui mica volete parlare, ma di cosa volete parlare? Ma un altro messaggio, spero che mi guardi tu, ce l'ho con te, Crucia, ce l'ho con te. A parte che io ho capito il tuo giochetto, tu, visto che non ti caca nessuno, ma proprio nessuno, ovviamente dicendo varie stronzate ti credi che effettivamente hai un po' di visibilità. Vabbè, vuoi la visibilità? Te la do subito, però guardami, ascoltami attentamente. La prima cosa, mi devi dire una cosa a me: quando è che tu ci sei venuto a Napoli e ci sei almeno stato per una settimana? Non dico tanto, una settimana. Mi devi dire punto primo quando. Quando è che ci sei stato una settimana? Se non ci sei stato una settimana, fammi la cortesia, chiudo CES, è uno. Ripeto, tutto questo che ti dico, mi vuoi pure a denunciarti, piglio quelle cazzo. Va proprio chiara, perché tu mi stai proprio in coppia a Waller, proprio là mi stai. Poi punto secondo, quando parli della mia Napoli e della mia gente, sciacquati la bocca con le rose, solo così, perché tu si ocessa. Punto, che tu si ocessa proprio. Tu sei l'ultima persona che può parlare della mia Napoli e della mia gente. L'ultima persona che sei. E ti sei fatto scamare pure scherzi a parte di quando sei zuzzuso, che non ti lava una mutanda da cagna ogni 7 giorni, ma sai che puzzammo che tieni sotto. Per piacere, è inutile. Sei ridicolo, sei proprio ridicolo. Punto terzo. Poi ti voglio dire un'altra cosa. Stai parlando di Napoli. Tu che dici che Napoli è questa, hanno rapinato i calciatori, Zilischi, Allan, eccetera. Ti voglio ricordare che è inutile che spari cazzate, perché Zilischi, la moglie di Zilischi mi sembra, gli hanno rapinato il navigatore, una cosa del genere. Quindi secondo me è un caso isolato, ma pure se fosse così, vorrei capire un po' per quanto tempo, anzi secondo me mai, non si è proprio sentito, proprio una notizia, una giornata e poi è sparita. Vi ricordate quando sequestrarono un'intera famiglia? E questa famiglia, parlo di Marchisio, a Torino sto parlando, un'intera famiglia, e la svaligiarono dalla testa ai piedi. Non ci fu un caso nazionale, ma con noi state facendo un caso nazionale. Ma io da chi za merda, io da fa mucca a chi va. Non mi facete sballare, parlate della mia Napoli, voi vado a sciacquare quando parlate di Napoli, specialmente tu, Cruciò, e poi tutti i zozzi, insetti, più insetti di te, mini insetti che poi si riempiono la bocca. Io dico una cosa, prima di giudicare la mia Napoli, veniteci a vivere. Poi voglio ancora dire altre cose, perché io ci avrei proprio un elenco. Quanti giocatori sono stati rapinati a Roma? Quanti calciatori sono stati rapinati a Torino? Quanti a Milano? Quanti a Parigi? Quanti da tutte le parti del mondo?
Perché dire che Napoli è una città invivibile? Perché? Per quale motivo? Ma se voi non ci siete mai stati, no? Se non ci siete mai stati, state nel vostro buco del culo, là, caldi caldi, pronti a scaricarvi nel cesso. Ma mi dite a me per quale motivo e quale autorevolezza vi dà tutta sta confidenza di dire che Napoli è Napoli? Ho capito, voi volete fare visibilità perché Napoli, ovviamente, quando si parla di Napoli fa notizia, come la stessa cosa Napoli è etichettata immondizia, quando l'immondizia sta a Roma, galleggiano sull'immondizia. Ma non voglio offendere, perché a me non mi piace offendere, io offendo solo se vengo offeso, e quando si offende la mia gente io mi sento parte offesa. Quindi è inutile che ne parliamo. Roma galleggia sulla immondizia, ma si parla solo di Roma, si parla. Però Napoli porta la nomina, teniamo la munizia a Napoli. Ma di cosa vogliamo parlare? Voi quando parlate di Napoli ve l'ho detto 100.000 volte, ad Afucess dovete fare il cesso. La mia gente, il mio popolo, prima di essere giudicato, lo dovete vivere. Non so se mi spiego, lo dovete vivere. Per chi è venuto qua nella mia terra e ha vissuto una settimana, pure 2 o 3 giorni, vi posso assicurare che mi hanno detto io ci dovrò ritornare. Perciò facete CES, dovete fare proprio CES. Ma credetemi, ma proprio cessa da fare. YouTube ha messo varie condizioni, ma adesso un pubblico bambini, un pubblico adulto, eccetera. Ma adesso le metto pure io condizioni con chi commenta sotto ai miei video. Visto che ha messo YouTube condizioni e tutto, eccetera, il canale è mio, faccio quello che dico io, tanto YouTube veramente sta diventando proprio ridicolo pure per questa entrata. A parte che io lo faccio per passione, che poi mi arriva ogni paio di mesi il pacchetto di sigarette che ben venga, ma manca che il più sta arrivando, pure che le visualizzazioni sono aumentate, però sono abbassati, non lo so che calcolo fanno, ma ha messo un'altra forma di, non so, pubblico bambini, pubblico adulto, se è riferito ai bambini lo devi mettere, tutti sti strunzati qua. Vabbè, comunque tiriamo le somme, ma adesso la metto io una regola. Il primo che mi sta sulle palle, pure che non offendo, lo blocco e tutto. Poi quando fate commenti che il vostro account non tiene né video visualizzati, non tenete manco iscritti, e quel vostro commento mi sta sulle palle, venite bloccati. Sul mio canale ci deve stare solo gente che a me fa piacere, perché il canale è mio, a me non me ne fotte degli schifo, potete pure cancellare tutto quanto. Chi vuole restare si resta, a me non me ne fotte niente, io non lecco il culo, io dico le cose come stanno. Voi potete pure cancellare tutto quanto, posso rimanere pure con un iscritto, cioè mio figlio, non me ne fotte. Poi i buoni si sanno chi sono, quindi a me non mi interessa. Ma da oggi in poi la regola di YouTube sul mio canale la faccio io. Il primo che mi sta sul bip e vedo che è un contatto che mo si è fatto, appello, pure senza offesa, E se non avete addirittura il senso dell'umorismo, gli tanto cesso. Non vi lamentate dopo rosicate, perché voi poi crepate in corpo dalla rabbia, dice Maronna mi ha bloccata, ma non mi fa parlare, non mi fa dire la mia, a testa muta, vi fate altri canali, vi blocca, forse non vi che a casa mia, comando io, comando. Se volete stare sul mio canale dovete essere normali. Che vi facciano video ironico? Prendetevela con l'ironia, non fate i soliti sfigati, merdosi, regalatevi una gioia, un sorriso. Ho fatto il video dove c'è quel palazzo a Bagnoli, perché poi alla fine stiamo parlando di Juve e merda come squadra, Napoli e merda si dici tu come squadra, è così, basta che non andate sulla mia città perché sennò vi facete male,
perché poi io martello. Anzi, vi ho detto pure quando c'è da fare i complimenti, eccetera, ma parite tanta permalosa, tanta il senso di umorismo, il senso ironico quando uno fa, ma tu sta, ma tu sta, uttate vendò cesso, uttate vendano cesso, infatti già facevo uttate dal mio canale, uttate vendò cesso, voi non siete buoni, voi nella vita vostra regale, secondo me veramente, siete talmente frustrati, è talmente scemi, è talmente stronzi che veramente, secondo me, voi potessero tenere un diploma e strunzaggine voi. Guardate, mi facete talmente, mi facete pure pena, mi fate veramente pena, tenerezza, no, più pena, quale tenerezza, facete proprio pena, facete. Quindi rilassatevi perché il senso dell'umorismo, il senso dello scherzo, il senso che uno quando vi dice una cosa lo dice, molti la prendono, no, tu però con lo scherzo dici la parola, sì ma riga, ma poi finisce là a me. Avete capito quanti amici rubendini tengo? Io sfotto la mattina se rubendini si fanno una risata per come mi impongo e per come sono io. Ma avete capito no? Quindi non giudicate le persone, regalatevi una gioia, casa muore, quasi muore cari miei, voi state dannati in corpo per una squadra, uttatevi in due cesso, voi state dannati in corpo per una squadra, ma ci rendiamo conto i problemi della vita sono ben altri, sta politica di merda, questi sono i problemi della vita, il lavoro che non c'è disoccupazione, questi sono i problemi della vita. Per carità, noi con Napoli mi pigli gol, mi arrabbio, ok, ma poi dopo alla fine, quando hanno finito dici ma che cazzo me ne fotti, io ho altri problemi per la testa. E dopo lo sport viene in secondo momento, riprendetevi, ripigliatevi, uscite, facetevi un asciutto, scopate, una cosa più bella, però voi che con i maiali dovete scopare, voi con i maiali dovete scopare, quello è il vostro simile, il maiale, voi insetti piccoli. Poi ve l'ho detto, ho tanti amici rubendini qua realmente, sulla piattaforma che io stimo dall'A alla Z a questi qua, perché si ci può ragionare, si ci può parlare, c'è un dibattito, un dialogo, non sei d'accordo con me, io non sono d'accordo con te, basta, finisce là, magari ripigliate, va su suono, sveglia che i problemi sono ben altri. E ritorno al discorso di prima, quando parlate della mia Napoli, sciacquatevi la bocca e chiudete il cesso. Ciao, aiù, un bacione, forza Napoli sempre, perché tutto resta in monnezza e sicchero. E che bippo vuol dire che fa? Ciao, aiù, forza Napoli. Sempre e comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di